Primo caso anche nell'Agrigentino, la miglior prevenzione sta nel lavarsi bene le mani, sta per essere dichiarata la pandemia. Sale a 4 il numero degli aspiranti sindaco al comune di Siculiana. Domani è la festa delle donne, le origini di questa ricorrenza. Il virus ferma anche il calcio, sospese le partite. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Primo caso di coronavirus in provincia di Agrigento, un medico e una donna di 48 anni dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca positiva al tampone. Arturo Cantella. Il primo caso di coronavirus è arrivato anche nella nostra provincia e si è verificato a Sciacca. Isolato infatti un reparto di medicina, dove una giovane dottoressa in servizio al reparto descritto dell'ospedale Giovanni Paolo II è risultata positiva al tampone. Il medico, che ha avuto un leggero malore, si è prontamente recato al pronto soccorso per i controlli necessari. Dopo la prima tacca ha eseguito il tampone, che ha dato esito positivo. Pare che il contagio è avvenuto per mezzo della sorella, che risiede in provincia di Lecco. Così la dottoressa è stata messa subito in isolamento. Si è provveduto anche a isolare il reparto di medicina dell'ospedale di Sciacca. Anche il reparto di radiologia è stato disinfettato ed è subito tornato operativo. I 2 medici in contatto con la dottoressa sono stati messi in quarantena. Noi avevamo già aperto il centro operativo comunale qualche giorno fa in via cautelare e prudenziale, quindi è evidente che a fronte della circostanza che abbiamo un caso positivo di coronavirus nella nostra città, questo COC è stato convocato e si è fatto il punto della situazione. Abbiamo un'interlocuzione continua con l'ASP, ma anche con la prefettura, con le forze di polizia, quindi diciamo, abbiamo un'interlocuzione a tutti i livelli. In questo momento abbiamo questo caso che dobbiamo ritenere isolato. La cosa di fondamentale importanza è che verosimilmente il contagio non è avvenuto a Sciacca, ma è avvenuto in un'altra città della regione siciliana. Non è neanche vero che questo soggetto sia andato nella zona rossa o nelle regioni, perché non è così. È evidente che si stanno ricostruendo tutti i contatti che ha avuto per poter mettere in quarantena fiduciaria per cautela tutti quelli che sono venuti in contatto con questo soggetto. Per il resto sono stati attivati tutti i presidi necessari. Il medico è stato portato subito in ospedale a Caltanissetta, al Sant'Elia. Intanto l'ASP di Agrigento sta monitorando attentamente la situazione, provveduto a effettuare anche i tamponi ad altri medici dell'ospedale e ai pazienti ricoverati per vedere se anche altra gente è stata colpita dal virus. E l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta è stato individuato tra i nuovi centri autorizzati a svolgere l'analisi dei tamponi, oltre a quello di Palermo e Catania. È stato infatti attivato un laboratorio presso il reparto di patologia clinica e messo anche a disposizione un numero telefonico, lo 0934 55 99 55, da chiamare nei casi di urgenza ove si manifestassero i sintomi, evitando di recarsi presso il pronto soccorso e seguire i protocolli indicati. Intanto anche l'ex questore di Agrigento Maurizio Remma, trasferito in servizio a Bergamo, è risultato positivo al tampone del coronavirus, insieme anche al prefetto della città. Un contagio asintomatico, ha detto il questore. Lavoro in questura colloquando con i miei uomini a distanza con il cellulare e il computer. Peccato che non posso stare con loro. Tra 10 giorni il tampone sarà ripetuto per vedere l'evoluzione e seguire il protocollo previsto. Anche nella nostra città ad Agrigento c'è piena mobilitazione su come attenzionare il problema del coronavirus. Il sindaco della città, Firetto, ha infatti riunito il COC, centro operativo comunale, attivato giorni fa, cui fanno parte anche i rappresentanti della Protezione Civile Comunale e Provinciale, dell'ASP, della Prefettura, delle associazioni di volontariato, della Croce Rossa, del Pubblico Soccorso. Una serie di richieste saranno effettuate sia all'ASP che all'assessorato regionale alla sanità, tra queste la piena operatività della tenda triage all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale agrigentino, corsie separate per il ricovero di eventuali casi sospetti, forniture di mascherine adeguate, verifiche e potenziamento dei posti di terapia intensiva e rianimazione.
E sempre in tema di prevenzione dei contagi, l'assessore alla sanità Ruggero Razza, di concerto con il governatore Musumeci, ha dichiarato che i controlli presso gli aeroporti siciliani di sanità marittima e di frontiera vengono regolarmente eseguiti nei confronti dei passeggeri che arrivano sia con voli internazionali che in particolare dalle aree endemiche italiane come Milano, Bergamo, Venezia, Verona, Pisa, Treviso, Genova, Torino e Roma. Primo caso positivo al coronavirus anche a Messina, un anziano è risultato positivo al tampone all'ospedale Papardo e si trova ora nella sua abitazione. Con questo salgono a 2 i casi di coronavirus nella provincia di Messina. L'altro riguarda un vigile del fuoco di Sant'Agata Militello che è risultato positivo ieri. Vediamo. Anche la provincia di Messina entra tra quelle colpite dal coronavirus. Ieri un militare residente a Sant'Agata Militello è risultato infatti positivo. L'uomo, giunto da Roma lo scorso fine settimana, ha accusato febbre e tosse ed è stato sottoposto al tampone previsto dal protocollo sanitario presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il tampone è risultato positivo e per l'uomo è scattato così il ricovero presso il nosocomio della città del Longano. Subito la notizia è arrivata a Sant'Agata Militello, dove per l'intera giornata si erano vissuti momenti di preoccupazione dopo che si era appreso che l'uomo era stato prelevato con un'ambulanza dalla sua abitazione con il personale sanitario che aveva rispettato tutte le norme del protocollo attivato per l'emergenza coronavirus. Il sindaco di Sant'Agata Militello Bruno Mancuso in una nota scrive: le verifiche hanno purtroppo confermato una prima positività al Covid-19. Il quadro clinico dell'uomo, che negli ultimi giorni era rimasto in isolamento volontario a scopo precauzionale, appare comunque per il momento sotto controllo. Si sottolinea, prosegue Mancuso, che tutte le procedure previste sono state assolutamente rispettate e che in ogni caso la positività al test risulta ancora a carattere provvisorio in attesa degli ulteriori accertamenti previsti. Tutti i componenti del suo nucleo familiare, prosegue il sindaco, stanno bene e non presentano sintomi. In queste ore, come da prassi, anche i familiari saranno comunque sottoposti al tampone. Il sindaco della cittadina tirenica si è sentito subito con il prefetto di Messina. La massima autorità del governo in provincia è stata informata puntualmente dell'evoluzione della situazione assieme a tutte le autorità preposte. Sono stato e sono tuttora in contatto costante, continua il sindaco di Sant'Agata Militello, con la famiglia, che ringrazio per essersi messa immediatamente a completa disposizione, e da loro ho raccomandato di osservare scrupolosamente tutte le disposizioni sanitarie previste dal protocollo. È chiaro che questo evento ci impone di attuare con attenzione ancora maggiore le disposizioni ministeriali, per cui faccio appello al senso civico e alla responsabilità di tutti i cittadini affinché vengano osservate scrupolosamente le disposizioni sanitarie a livello nazionale. Allo stesso modo, continua il sindaco, pur comprendendo la naturale preoccupazione da parte della comunità, rivolgo a tutta la cittadinanza un accorato appello affinché si evitino situazioni di panico ed un clima di allarme sociale che non gioverebbe a nessuno. Al momento, continua ancora il sindaco di Sant'Agata Militello, non risulta necessario adottare ulteriori misure rispetto a quelle già precedentemente adottate su scala nazionale nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con una mia ordinanza a puro scopo preventivo e indipendentemente dall'esito del tampone, prosegue Mancuso, avevo già disposto la chiusura delle attività dei centri sociali comunali, la sospensione del mercato settimanale e la limitazione degli accessi in uffici ed esercizi commerciali al fine di rispettare le misure minime di sicurezza. Tutti gli aggiornamenti del caso, in accordo con le autorità preposte, conclude Mancuso, saranno puntualmente comunicati. La provincia di Messina, che fino a ieri apparentemente non era stata ancora colpita dal coronavirus, in poche ore fa registrare 2 casi. Dopo quello relativo all'uomo di Sant'Agata di Militello, che è risultato positivo al tampone eseguito presso l'ospedale di Sant'Agata Militello, si registra anche un caso nella città dello Stretto. Si tratta di un anziano che si trova adesso in isolamento nella sua abitazione. Anche in questo caso, l'uomo presentava i sintomi del coronavirus ed è risultato positivo al tampone che è stato eseguito all'ospedale Papardo di Messina. La notizia, secondo quanto si apprende da diverse testate giornalistiche, sarebbe stata confermata dal direttore sanitario dell'ospedale Mario Paiano. Salgono dunque a 2 i casi nella provincia siciliana. Nelle prossime ore i tamponi saranno inviati a Catania per una ulteriore verifica e successivamente a Roma.
In queste ore a Messina si parla anche della nave da crociera rifiutata da Malta e in viaggio verso la città dello Stretto. Il governo di Malta, come riferisce The Times of Malta, ha negato l'attracco alla nave da crociera MSC Opera. A bordo della città galleggiante ci sono 2.302 persone, tra passeggeri ed equipaggio. Alla base del diniego vi sarebbero i timori per l'epidemia di coronavirus in corso. Un ex passeggero austriaco, sbarcato nei giorni scorsi dopo un viaggio sulla nave, sarebbe stato trovato infatti positivo al Covid-19. Le autorità maltesi hanno negato l'autorizzazione a seguito di una protesta pubblica sui timori di infezione da coronavirus dopo l'allarme lanciato da un media locale sull'ex passeggero austriaco trovato positivo. Per MSC, si apprende dall'ANSA, la verifica dei documenti sanitari della nave fatta dalle autorità maltesi avrebbe confermato l'assenza di casi a bordo. La nave da crociera è stata così costretta a cambiare rotta e dover approdare in giornata al porto di Messina. In base alle dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, una pandemia è la diffusione mondiale di una nuova malattia per la quale la popolazione non ha immunità, caratterizzata da elevata contagiosità e dal tasso di mortalità significativo. L'organizzazione potrebbe presto annunciare lo stato di pandemia per il nuovo coronavirus e non sarebbe il primo caso. Il nostro direttore Arturo Cantella. Il panico da coronavirus ci sta facendo anche dare uno sguardo a quanto è successo nel passato e ci si rende conto che ne abbiamo viste di molto peggio. Le principali pandemie che il mondo ha conosciuto nel XX secolo. Nel 1918 la prima fu quella conosciuta, la cosiddetta influenza spagnola, ovvero H1N1. Si stima che addirittura un terzo della popolazione ne fu colpita. Si parla di 50 milioni di decessi ed era un virus simile a quello dell'influenza aviaria, originatosi da un ospite rimasto sconosciuto. Nel 1947 arriva la pseudopandemia, sempre del ceppo H1N1, chiamata così perché lieve e causò pochi morti, anche se si diffuse su larga scala, provenendo da Giappone e Corea, arrivando negli USA tramite le truppe militari americane. Nel 1957 fu la volta dell'asiatica, ovvero H2N2, una pandemia in arrivo sempre dall'Asia. Tranne le persone con più di 70 anni, la popolazione non aveva difese contro il virus. Le morti si verificarono soprattutto nelle persone affette da malattie croniche e meno colpiti furono i soggetti sani. Quindi il 1978 l'influenza arriva da Hong Kong, ancora una volta dall'Asia, ma poi arrivò in America e in Europa, anche se quest'ultima rimase contenuta per quanto riguarda il tasso di mortalità. Non certo poco però per l'Italia, con polmonite e influenza associate a questa pandemia che portarono a circa 20.000 morti. Vediamo un servizio storico dell'epoca. E adesso una domanda. Che cosa ci ha portato il Natale? Le solite cose, festoni colorati, pioggia e influenza. Una vera epidemia. 13 milioni di italiani a letto, un italiano su 4, e 5.000 sono passati a miglior vita. Le strade, le fabbriche, gli uffici, i mercati si sono mezzi vuotati. A riempirsi sono stati gli ospedali, doppi letti dunque, anche se le cliniche sono sempre le stesse. Quando Mao starnuta, dice un proverbio inglese coniato da poco, il mondo si ammala. Infatti l'epidemia di quest'inverno è nata a Hong Kong nel luglio del 68, un anno e mezzo fa. Ha impiegato 18 mesi per arrivare in Italia, ma in compenso ci ha colti del tutto impreparati. Adesso che è quasi passata, è risalita al nord, ha varcato le Alpi, possiamo fare il bilancio. Negativo, senz'altro. L'influenza non è pericolosa? E chi lo dice? Non bastano sciroppi e supposte, gocce e iniezioni che vengono dopo. Occorre fermare il virus prima che arrivi. Ma come? Col vaccino che c'è, in qualche paese fuori d'Italia è stato distribuito, tenuto conto che il ceppo dell'influenza è quasi sempre lo stesso. Prevenire, insomma, non soltanto reprimere. Senza contare il pericolo di ricadute. Staremo a vedere. Fra 2 anni, fra 3, il girotondo ricomincia. Pensiamoci in tempo. La miglior prevenzione al coronavirus è lavarsi bene le mani ed in modo corretto. Vediamo. Sembra poca cosa, ma lavarsi le mani nel caso del coronavirus è molto importante.
È una raccomandazione assoluta che fanno i medici e invitano a seguire protocolli di intesa sanitari fissati sia dall'Istituto Superiore alla Sanità che dallo stesso Ministero della Salute e dall'OMS. Da qui un video fatto dal parlamentare Paolo Siani, che è anche un noto pediatra medico, che invita come occorre e sapere anche insegnare ai nostri bambini e non solo a loro come lavarsi bene le mani, che bisogna insomma dedicare un po' di più tempo e farlo accuratamente. Quindi lavarsi le mani spesso è la migliore garanzia, in quanto le nostre mani sono il veicolo attraverso il quale si tocca tutto e non metterle assolutamente in bocca, in quanto può essere una via d'ingresso per l'infezione. Tutti vi stanno dicendo di lavare bene le mani, ma ecco come si lavano bene le mani secondo le regole dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità. Si apre il rubinetto, si prende un po' di sapone, si passano le mani, si prende l'acqua e si lavano in tutte le parti delle mani, passando tra le dita, tra i pollici, in questo modo. E questa operazione deve durare 40 o 60 secondi. Dite ai vostri bambini che deve durare il tempo di cantare 2 volte tanti auguri a te. Fatta questa operazione dettagliata, precisa, pulendo ogni parte della mano, si comincia a sciacquare precisamente, ma questa adesso è la parte più importante. Non va chiuso il rubinetto con la mano che adesso è pulita, ma si prende un tovagliolino e si chiude il rubinetto in questo modo e poi il tovagliolino viene buttato in un cestino. Questo è il modo preciso per lavare bene le mani e interrompere il passaggio delle infezioni. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Elezioni a Siculiana, salgono a 4 i candidati a sindaco. Arturo Cantella. Tra i comuni dove si andrà a votare alle prossime elezioni amministrative c'è pure quello di Siculiana, un piccolo centro della nostra provincia famoso per il suo castello antico dedicato alla figlia di Chiaramonte Costanza, per la nota riserva marina orientale di Torre Salsa, la chiesa madre con il suo crocifisso nero, patrono di Siculiana. Attualmente è retta dal sindaco Leonardo Lauricella, eletto nel 2015 con una lista civica. Voltiamo pagina, Lauricella sindaco. Sono 4 i candidati a sindaco: Gerlando Zuppardo del Movimento Siculiana Rinasce, Santino Lucia del Movimento Politico Noi Ci Siamo, Vita Maria Mazza, attualmente capogruppo dell'opposizione al Consiglio Comunale, e quindi Peppe Zambito della lista Orizzonte Comune. Peppe Zambito, sposato, padre di 2 figli, docente e prossimo dirigente scolastico, appassionato di politica, è stato già vice sindaco di Siculiana e segretario provinciale del PD, attualmente componente dell'Assemblea Nazionale del partito. Da sempre impegnato alla promozione di iniziative rivolte ai giovani e al sociale, è stato componente dell'ufficio di gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione. Amante della scrittura e autore di diversi libri, ha vinto numerosi premi letterari, direttore artistico del Chaos Festival dell'editoria, della legalità e dell'identità siciliana e del premio Acamante e Fillide. Attualmente è professore presso l'Accademia Belle Arti Michelangelo di Agrigento, dove riveste anche il ruolo di responsabile delle attività artistiche. Per Peppe Zambito la sua candidatura a sindaco, dopo un'attenta riflessione personale e politica, è una scelta meditata e consapevole, con la ferma volontà di mettere a disposizione della comunità alla quale appartengo la passione, l'impegno e l'esperienza. L'obiettivo per Zambito è quello di costruire insieme a quanti vorranno una stagione di benessere, valorizzando le tante risorse umane e storico-ambientali del nostro comune. La composizione della lista che sostiene Zambito è costituita dai gruppi Progetto Comune, Voltiamo Pagina e Sicania, ed è la sintesi di esperienze diverse che hanno deciso di unirsi per un orizzonte comune. Quindi Vita Maria Mazza, avvocato da oltre 15 anni, esercita la professione forense presso il Foro di Agrigento, sposata, mamma di 2 figli. Vita Maria Mazza da sempre ha cercato di mettere a disposizione della comunità siculenese il mio personale contributo di tempo e di energie. Quindi, dopo una lunga e maturata riflessione, ho capito che è arrivato il momento di mettermi al servizio del mio paese, dove vivo e lavoro. Una scelta incoraggiata anche da amici, conoscenti e gruppi di sostenitori che da qualche tempo chiedevano con insistenza il mio impegno in prima persona.
Se avrò l'onore di essere eletta, sarò un sindaco disponibile all'ascolto, pronto ad accogliere le istanze della società civile e a condividere insieme le buone idee nell'ottica di un progetto che vuole dare a Siculiana un nuovo volto. Mi impegno ad affrontare un serio e proficuo confronto con tutti i cittadini, con un solo e unico obiettivo: essere utile a Siculiana con lealtà e all'insegna della legalità. Per Santa Lucia, dipendente del libero consorzio comunale di Agrigento, con una collaudata esperienza politica, avendo ricoperto le cariche di consigliere comunale, di vice sindaco e di presidente del consiglio comunale in diverse consigliature, già presidente del comitato di gestione dell'INPS, attualmente ricopre l'incarico di componente dello stesso organo. Il movimento Noi ci siamo, si legge in una nota, propone un nuovo progetto di miglioramento e di crescita per la cittadinanza siculianense, un progetto che, partendo da iniziative concrete e dalle buone prassi amministrative elaborate in questi ultimi anni, intende contribuire a un rinascimento politico e sociale, vicino alle posizioni del movimento, gruppi di politica attiva e tanta gente che ha già manifestato il proprio sostegno all'iniziativa. Santa Lucia si è detto disponibile a guidare un progetto politico all'insegna della trasparenza, dell'onestà e del miglioramento. Ci ha tenuto a sottolineare che tale connotazioni hanno già caratterizzato la condotta del movimento, assicurando un metodo democratico e partecipativo sin dal 2015. Con l'approssimarsi del termine ultimo per la formazione delle liste elettorali, un lavoro di dialogo e di confronto sarà avviato assieme alle altre rappresentanze civiche politicamente attive sul territorio. Quindi il candidato Gerlando Zuppardo, che punta a un'aggregazione delle forze di sinistra. I due indagati per la rapina del 10 febbraio alla banca Sant'Angelo di Raffadali, che ha fruttato dai 50 ai 60 mila euro, restano in carcere, un terzo ai domiciliari. C'è il servizio. Ordinanza confermata, 2 indagati per il maxi colpo del 10 febbraio scorso alla Banca Sant'Angelo di Raffadali, che ha fruttato da 50 a 60 mila euro, restano in carcere. Il terzo indagato, nei cui confronti il GIP aveva disposto gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico, non ha impugnato l'ordinanza, valutando il rischio probabilmente che il Tribunale dell'Esame potesse pure aggravare la misura. Il racconto degli indagati presenta significativi elementi di inverosimiglianza fin dalla sua genesi. Così il giudice Stefano Zammuto aveva bocciato la versione fornita dai 3 arrestati. Il fermo, disposto dal pubblico ministero Chiara Bisso, non era stato invece convalidato perché il giudice non ha ritenuto provato il pericolo di fuga. Per l'unico agrigentino coinvolto, Raffaele Salvatore Fragapane, 43 anni, di Santa Elisabetta, è stato peraltro sottolineato che se avesse avuto intenzione di fuggire lo avrebbe fatto dopo la sentenza del processo scaturito dall'operazione antimafia Montagna, in cui è stato condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione. Per lui e per il palermitano Umberto D'Arpa, 53 anni, era stata disposta la custodia cautelare in carcere. I 2 indagati, attraverso i loro difensori, gli avvocati Giuseppe Barba e Salvatore Sieri, hanno impugnato il provvedimento restrittivo, che però il Tribunale dell'Esame ha confermato. Per Martino Merino, 26 anni, anche lui palermitano, unico incensurato del gruppo, sono stati invece disposti gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Il suo difensore, l'avvocato Elena Gallo, non si è rivolto ai giudici palermitani per chiedere di rivedere l'ordinanza. I 2 palermitani, reo confessi di essere stati gli autori materiali della rapina ai danni dei dipendenti della filiale di Raffadali, oltre che di un cliente che aveva 1.000 euro in tasca e che è stato costretto a consegnarli, hanno raccontato di essere venuti in treno da Agrigento per vendere un orologio, ma di non averlo fatto perché l'acquirente non si era presentato all'appuntamento. A quel punto, anziché rientrare a Palermo, secondo il loro racconto, bocciato come inverosimile dal GIP, avrebbero chiamato Fragapane, che avevano conosciuto in passato per avere partecipato insieme ad alcune fiere, che li avrebbe prelevati in auto e avrebbe iniziato a girovagare per Raffadali fino alla decisione estemporanea di rapinare la banca. Fragapane, in sostanza, secondo la loro versione totalmente bocciata, solo dopo li avrebbe aiutati ad allontanarsi portandoli nel suo benzinaio di Sant'Angelo Muxaro, dove sono stati sorpresi e arrestati dai carabinieri. Inchiesta sulla mafia dei Nebrodi, torna in libertà il notaio di Canicattì Antonio Pecoraro. Vediamo. Di nuovo libero il notaio Antonino Pecoraro, messo agli arresti domiciliari il 15 gennaio nell'operazione antimafia Nebrodi dalla DDA di Messina, già uscito grazie ad una prima ordinanza del Tribunale dell'Esame della città dello Stretto e poi riarrestato. Adesso ancora il riesame ha revocato per la seconda volta la misura cautelare nei suoi confronti, in accoglimento del ricorso degli avvocati Sergio Monaco e Alberto Gulino. Pecoraro, che è originario di Palermo ma ha lo studio a Canicattì, avrebbe
avrebbe commesso, secondo l'accusa, una serie di falsi, secondo la procura messinese, per avvallare finti passaggi di proprietà di terreni ubicati sulla catena montuosa dei Nebrodi, nell'Ennese e nel Messinese, e che sarebbero serviti ad ottenere contributi non dovuti all'Unione Europea, di cui poi si approfittavano i clan mafiosi dei Batanesi e dei Bontempo Scavo a Tortorici, in provincia di Messina. Il primo annullamento era legato alla mancata motivazione delle esigenze cautelari, cioè la spiegazione delle ragioni per cui era indispensabile privare della libertà il notaio. La procura aveva reiterato la richiesta, stavolta indicando specificatamente i motivi, e il GIP aveva messo una seconda misura cautelare, adesso di nuovo annullata, sempre dal collegio presieduto da Massimiliano Micali. Secondo la direzione investigativa antimafia messinese, il notaio canicattinese, già attenzionato dal suo stesso ordine professionale per alcuni movimenti sospetti per atti di uso capione, sarebbe stato un pezzo indispensabile della scacchiera volta a permettere ai componenti del clan non solo l'acquisizione di alcuni appezzamenti di terreno appartenenti a terze persone senza che questi lo sapessero, ma anche a perpetrare una truffa nei confronti dell'Unione Europea, ricevendo finanziamenti messi a disposizione dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per i proprietari di fondi agricoli. L'indagine è stata condotta dai Carabinieri del ROS, dal Comando Provinciale di Messina e dal Comando Tutela Agroalimentare e dai finanziari del Comando Provinciale di Messina. Pecoraro è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa nell'operazione antimafia sulle cosche dei Nebrodi. Riaperta la Galleria Giardini sull'autostrada A18 Messina-Catania. Presente l'assessore regionale a ramo Marco Falcone. Il servizio. L'assessore regionale alle infrastrutture della regione siciliana Marco Falcone ha presenziato alle operazioni di riapertura al traffico della Galleria Giardini sull'autostrada 18 Messina-Catania. Presenti all'inaugurazione della galleria anche il direttore del CAS Salvatore Minaldi, il componente del CDA Sergio Grutta Dauria, i tecnici del CAS e le imprese esecutrici dell'appalto. Quella di oggi è l'occasione con cui il CAS ha voluto dimostrare l'inversione di tendenza. Le cose devono essere fatte e devono essere fatte bene. Noi oggi finalmente riapriamo la Galleria Giardini, ma la riapriamo all'insegna di un lavoro fatto così come dovrebbe essere fatto, a regola d'arte. Ecco perché voglio ringraziare l'intero Consiglio di amministrazione, il direttore Minaldi, ma tutti i tecnici, le imprese, le aziende che hanno lavorato affinché questa opera si realizzasse. Ma oggi noi non siamo soltanto qua per la riapertura della Galleria Giardini, siamo qua per vedere tanti altri cantieri, Alfago 1, al Tagliaborse 2, 3, andiamo ora fra poco, andremo alla Frana di Lettoianni, dove c'è l'impresa che sta lavorando alla Cremente, andremo dopo anche all'altro cantiere, quello delle due gallerie Guido Mandri, le due gallerie artificiali. Se ci passate vi renderete conto di un cantiere in grande efficienza. Questo significa che oggi il CAS ha invertito la tendenza. Qua l'architetto Grutta Dauria, consigliere di amministrazione, ne è l'emblema. E perché diciamo questo? Perché abbiamo anche proprio ieri il RUP della pavimentazione, dell'intera pavimentazione da Giarre sino a Tremestieri, che appunto il direttore Minaldi ha dato l'ok sull'anomalia e i cui lavori partiranno verso il 15 aprile, cioè dal 15 aprile inizieremo ad asfaltare l'intera autostrada, da Giarre sino a Messina. Questo significa lavorare con serietà, con grande zelo, ma soprattutto per dare risposte ai viaggiatori per la loro sicurezza. Ci vuole tempo per recuperare quel gap che si è creato negli anni. A gennaio c'è stata una manifestazione di protesta del comitato che segue con attenzione un po' tutto quello che avviene su questa autostrada. Queste sono delle prime risposte che arrivano, però dobbiamo far comprendere probabilmente che bisogna attendere per vedere i risultati. Non c'è dubbio, ma l'attesa poi deve avere anche dei traguardi. All'attesa devono poi conseguire dei risultati e noi questi risultati li stiamo consegnando. Per questo motivo io devo ringraziare innanzitutto tutti i tecnici, tutti gli operatori del CAS che lavorano, anche le imprese che lavorano a sostegno, diciamo così, di questa grande azienda che oggi, lo possiamo dire, rappresenta, l'abbiamo detto ieri assieme al presidente Musumeci, una delle più importanti stazioni appaltanti di Sicilia. Cioè oggi il CAS è una delle aziende che immette nel mercato economico siciliano più denaro rispetto a tante altre aziende. Oggi forse avrebbe superato agli ultimi conti che abbiamo fatto, addirittura immaginate
immaginatevi anche l'ANAS. Però su questo, come dire, ci vogliamo confrontare e riteniamo che a questi interventi ne seguiranno tanti altri sulla Avventi ma anche sulla Siracusa-Gela, laddove abbiamo proprio ieri pubblicato la gara per la ripavimentazione del primo lotto, il primo, secondo, terzo e quarto lotto che vanno appunto da Siracusa sino a Rosolini per 14 milioni di euro. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Domani 8 marzo è la festa delle donne, vediamo come nasce questa ricorrenza. È stata la seconda conferenza delle donne comuniste, svoltasi a Mosca nel 1921, a scegliere la data dell'8 marzo, approvando l'istituzione di un'unica giornata per le celebrazioni della festa della donna, che fino a quel momento avveniva nelle diverse nazioni in date differenti. Le ragioni per cui è stato scelto l'8 marzo sono numerose. La conferenza moscovita ha fatto esplicito riferimento a una manifestazione del 1917 che si svolse a San Pietroburgo e che vide le donne della città in prima linea contro lo zarismo per ottenere il pane e la pace. Pochi giorni dopo lo zar abdicò e la data è rimasta nei libri di storia a indicare l'inizio della rivoluzione di febbraio. Successivamente sono stati individuati altri episodi simbolici legati alla data dell'8 marzo, meno connotati politicamente, più vicini al mondo culturale dell'Occidente. Alcuni fanno risalire la scelta a un drammatico fatto accaduto nel 1857 negli Stati Uniti, quando un gruppo di operai morì in un incendio nel capannone della fabbrica in cui erano state rinchiuse dal padrone per impedire loro di partecipare a uno sciopero. Questo episodio viene spesso confuso con un altro incendio avvenuto in una situazione analoga a New York l'8 marzo 1911, quando il rogo in una fabbrica di camicie costò la vita a 134 donne. Le celebrazioni di una giornata della donna è cominciata in Europa nel 1910, quando a Copenaghen, nella Conferenza internazionale delle donne socialiste, fondò l'Ufficio di informazione delle donne socialiste con l'obiettivo dichiarato di ottenere il diritto femminile al voto e più in generale la parità di trattamento rispetto agli uomini, imitando l'esempio degli Stati Uniti che avevano istituito un Women's Day già nel 1908. In Italia le prime celebrazioni legate alla giornata della donna risalgono al 1922. Dopo un'interruzione negli anni del regime fascista, le celebrazioni riprese durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare in occasione della lotta di liberazione sotto forma di mobilitazione femminile contro la guerra e per la rivendicazione dei diritti femminili. Si formano così i primi gruppi di difesa della donna collegati al Comitato di Liberazione Nazionale, da cui successivamente nacque l'Unione Donne Italiane, che nel 1946 organizzò il primo 8 marzo nell'Italia ormai liberata, proponendo di farne una giornata per il riconoscimento dei diritti sociali e politici delle donne. Il primo e più importante simbolo associato alla giornata dell'8 marzo è la mimosa. Questa infiorescenza dal bel colore giallo è stata indicata come simbolo della festa già nel 1946. L'idea attribuita a tre ex partigiane e donne politiche che si orientarono su uno dei pochi fiori di stagione disponibili ai primi di marzo. La mimosa ha fiori coloratissimi e decorativi, è relativamente poco costosa e quindi alla portata di tutti. La giornata internazionale della donna ricorda sia le conquiste sociali, economiche e politiche conseguite dalle esponenti del sesso femminile, ma anche il momento per riflettere e prendere coscienza delle zone d'ombra che ancora umiliano e discriminano la popolazione femminile in tutto il mondo. Idealmente l'8 marzo è associato a un'altra data simbolo, il 25 novembre, giorno in cui si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel dicembre 1999. Sarà una domenica di riposo per il calcio, il coronavirus ferma anche le partite. Carmelo Lentini. Il Comitato regionale della Lega Calcio ha dunque disposto la sospensione di tutta l'attività dilettantistica giovanile, regionale e provinciale, per cui ciò che ci attende è una domenica di assoluto riposo. Tutto ciò per garantire la massima serenità agli atleti, dirigenti, addetti ai lavori e tifosi in questo difficile momento, comunque nel pieno rispetto di quanto stabilito dal decreto del Consiglio dei Ministri. Sinora tutte le misure del nuovo decreto avranno efficacia sino al 3 aprile, ma cosa succederà dopo? Si prenderanno ulteriori decisioni dopo lo svolgimento del Consiglio direttivo di Lega in programma lunedì prossimo 9 marzo, al termine del quale saranno stabilite le date per la ripresa delle attività e i recuperi delle gare non giocate.
In poche parole si ipotizza di giocare il mercoledì, anche perché la Lega non intende concludere i vari campionati oltre la scadenza stabilita ad inizio stagione. Ma come si stanno comportando le squadre dell'intero panorama sportivo? Gli allenamenti devono essere svolti a porte chiuse e senza la presenza di pubblico. Per quanto riguarda l'Acregas, che di recente è transitata nelle mani del nuovo tecnico Gaetano Longo, l'intera rosa di giocatori continua ad allenarsi per cercare di trovare quella concentrazione e determinazione latenti in queste ultime settimane di campionato. Alla fine del torneo mancano 6 giornate, in palio ci sono 18 punti. La seconda posizione si trova a 3 punti sopra con il Canicattì, mentre la vetta è lontana ben 9. Salvo improbabile disfatte, la promozione è in mano al dattilo, per cui il nuovo obiettivo biancazzurro raggiungibile è la terza posizione, che permetterebbe nella prima fase di disputare i play-off in casa con la quarta classificata, una tra San Cataldese o Geraci. Queste invece le ultime avversarie che dovrà affrontare l'Acragas. Nell'ordine Sporting Vallone, Parmonval, Don Carlo Misilmeri, tutte all'Esteneto. Le 3 gare esterne invece si giocheranno con il Cussio Palermo, il Geraci e il Dattilo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend. A presto.